Sono prossimi al via i cavalli partecipanti alla seconda corsa. Premio Virtù di Zuppa, una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 15.000 euro nella carriera. Sta arrivando nella zona di avvio anche Dina Wald, che è l'ultima a ultimare le fasi di riscaldamento con Marco Stefani. L'abbiamo vista prendere paura anche di qualcosa davanti al traguardo. E ora sono tutti nella zona di partenza, pronti ad andare dietro le ali dell'autostart. La favorita è Delinda Lubi, Pietro Gubellini, che cerca il doppio in serata già alla seconda corsa, giocatissima, perché in apertura di quote in un provider si trovava addirittura 1,5 a scelta tra lei e Danzica B, quota che almeno sul campo è crollata a mezzo contro il 3-1 di Danzica. Autostart che si muove all'1 Duchessa HP, Alberto Garruto, 2 Dada Sa, Francesco Tufano, 3 Dakota De Long, Enrico Bellei, 4 Delinda Lubi, Pietro Gubellini, 5 Danzica B, Antonio Di Nardo, 6 Dina Wald, Marco Stefani, in seconda fila 7 Dalida Ban, Nicola Salacone, 8 Diwi Gio, Mattia Ricci. È tutto pronto per questa seconda corsa. Partite con Delinda Lubi che come da copione prova a contenere Danzica B. Al suo interno è veloce anche Dakota De Long. Numero 6, si imbocca la prima Dina Wald, piegata con Delinda Lubi che insiste all'attacco di Dakota De Long, che prova a mantenere la figura all'interno. Enrico Bellei cerca di negare la testa a Pietro Gubellini. Se ne vanno 200 metri in meno di 14 e si dà fuoco alle polveri con Dakota De Long che replica Delinda Lubi, la quale insiste con decisione, passa ma sbaglia. E così Dakota De Long rimane al comando. Seconda posizione per Danzica B. La terza è a favore di Duchessa HP che si muove all'esterno. 27,6 il primo quarto e addirittura 44,3 per i primi 600. Dakota De Long all'avanguardia, arriva al suo esterno Duchessa HP che ha risparmiato lo strappo iniziale e giustamente va accanto alla battistrada, spesa 0. La seconda pariglia la va a fare Diwi Gio, è chiusa seconda in corda Danzica B a precedere Dada Sa, quindi Dalida Ban. Se n'è andato il primo giro di corsa in 1,1, appena scarso il primo chilometro da parte della leader Dakota De Long in 1,16,1. Dakota De Long che ha speso un patrimonio per andare al comando, cerca ora di risparmiare quello che può a metà della retta opposta alle tribune. Duchessa HP che per il momento continua a accompagnare, alla corda c'è Danzica B, poi Diwi Gio che stenta a tenere la pariglia a 400 metri dalla conclusione, insiste nella sua pressione Duchessa HP su Dakota De Long che prova a mantenersi al comando. Danzica B che le segue da vicino in attesa del momento propizio per sprintare la retta d'arrivo che vede Dakota De Long affrontarla in vantaggio. Duchessa HP che attacca al largo, Danzica B non è un fattore, Duchessa che sta passando nei confronti di Dakota De Long. Duchessa HP che viene a vincere nettamente su Dakota De Long. Al terzo posto finisce Danzica B. 29,4 ad arrivare, 1,14,9 il ragguaglio cronometrico. Lo sparo a partire è rimasto nelle gambe di Dakota De Long che nella finale è preda di Duchessa HP, interpretata alla perfezione da Alberto Garruto che va subito sulla battistrada dopo aver risparmiato il primo quarto vertiginoso. Nel finale passa e vince facile Holger Elert al training, i colori della scuderia Titan Stable per la 4 anni da Conway Hall. Nicole, la linea torna a te.